Come vivere in una favola tra principesse e supereroi. Con la sfilata di ieri sera a Ceggia, la prima di 3, è iniziata la competizione tra i 5 gruppi di carristi per eleggere il più bel carro del Carnevale dei ragazzi. Ad aprire le danze è stato il carro fuori concorso della scuola materna Caritas Christi, quindi, in ordine di sfilata, sono emersi a sovrastare i palazzi del centro le simpatiche canaglie e il loro Una Nessuna 100.000 maschere, rappresentato da Roberto Benigni al centro di un carosello di maschere a rappresentare gli stati d'animo. Quindi Fantasilandia ha presentato compositori della nostra vita, con un pianista intento a comporre e suonare, simboleggiando le scelte da fare per rendere uniche e speciali le proprie vite. Offerta libera è invece il carro degli amici del Carnevale, dove il protagonista è un mimo a testa in giù, elogio all'arte e alla creatività degli artisti di strada. Riva Zancana ha puntato invece sull'attualità della tematica ambientalista per il carro Alienazione dei mari, ponendo l'attenzione sui problemi che gli esseri umani hanno creato all'ambiente marino. Ha chiuso il corteo tra gli sfidanti ventenni New Generation e il carro Einstein Animated Mind, metafora delle capacità in cui credere per riuscire in qualsiasi sfida della vita. Anche quest'anno il Carnevale è riuscito a superare se stesso. Abbiamo avuto persone che sono arrivate da tutto il circondario, addirittura da Brescia, quindi è un Carnevale veramente che ha superato i confini territoriali e si sta espandendo sempre di più. I nostri carri quest'anno erano meravigliosi, ci hanno stupito veramente tanto, hanno alzato la qualità. Vorrei che fosse sempre così. Quest'anno è stato molto intenso e frenetico perché Carnevale veniva una settimana prima, quindi abbiamo portato via una settimana di lavoro, ma comunque i ragazzi ce l'hanno messa tutta lavorando H24 dentro i capannoni e come tema quest'anno che ci accompagnava era il tema inclusione. Proprio il carro dell'inclusione si è unito alla sfilata, un carro realizzato assieme agli ospiti del centro diurno San Giuseppe Lavoratore di Gainiga, i ragazzi della comunità educativa residenziale L'Altra Riva di Meolo e quelli della dimora di San Donà di Piave. Questi ragazzi che ci hanno regalato tantissime emozioni ed è stata veramente una gran bella esperienza. Il nostro Carnevale è basato esclusivamente sul volontariato e sulla forza di tutti noi, di un paese intero che si muove per il Carnevale di Ceggia.